Una pannotta. Daniele, Fammi le vasette. vuoi il vino? Cos'è? Fammi le vasette. Il vino lo vuoi fare? Si sta scinato, il problema è che se non E questo voglio dire. la fortuna. Una volta sta cosa? No, no, la tipo di cosa? Gli voleva fare conoscere il piatto perché questo è il piatto cucina. E ai tempi la moglie aspettava il marito perché mangiavano assieme. Prima c'era con la donna e c'era il vassia, non c'era il tu, c'erano i valori, mangiavano assieme nello stesso piatto. Quando succedeva che si rompeva il piatto, la donna ci rimaneva male, allora chiamava quello che faceva di padre, si chiamava fu consulente. Perché dice se rotto il piatto dice possiamo prendere il matrimonio. E lo facevano riparare. Questo è un piatto tutto riparato, prima non si buttava niente. Prima giustamente tutto quello che si rompeva si faceva riparare. Infatti c'era quello che faceva questo lavoro che si chiama Consalemme. Consalemme, sì, sì.
Se inquadri quella foto che è fatta con i gratta e vinci, quello è Biagio Conte. Particolare vero? Quello Biagio Conte è missionario. Che bello! Sì, ci siamo stati. Viaggio Conte, vero? Tipo che Mureone. Quello che aiutava tutti. Sì, come le sete. Per portarlo a lui, sì. Sì, questo pure, signora, anche pure quelli di lì che vedete, sono stati fatti creati con i gatti e vinci. Che bella. Che sono tutti qui in Italia, Viaggio Conti, di una volta dove ci dormivano i bambini. Questa era la famosa Paglialora. Paglialora era una stanza multiuso, qua ci dormivano i bambini qua non avevano bisogno il psicologo, neurologo, dermatologo, allergologo, dovevano dormire lì, la mamma, anche se loro piangevano, la mamma spegneva la candela e loro buonanotte. Viceversa, mamma e papà, non avendo la televisione, né Sky e neanche Netflix, qua sotto producevano per i bambini, li mettevano nella culla e poi nella Paglialora, e le famiglie erano belle numerose. Poi c'era il girello chiamato Cacatureggio, c'era l'angolo della toilette, il cantaro era il water jacuzzi e la bellissima pezza chiamata la pezza d'inculo. Questa era la carta igienica, quasi ci asciugava tutta la famiglia. Quando diventava bella colorita, la mamma li prendeva con questa pinza e li lavava con la soda caustica. Poi la mamma fu felice quando scoprì la carta del pane, sembrava di avere visto la carta igienica quando fanno la pubblicità. Un giornale ancora meglio, erano i Fish Clean, con un bello petrolio ti pulevi tutto. Una signora qua mi disse: signor Raffaele, mi scusi, ci metta pure l'elenco telefonico che io l'ho usato, e noi abbiamo messo anche l'elenco telefonico. Poi c'era la casa di una volta, la famosa cutra, era questa coperta, la cuttunina dell'amore, ora vi dico perché dell'amore, e un bellissimo shader e mace. Questa era una cosa anche importantissima per la donna. La cuttunina dell'amore era quella che quando si sposavano marito e moglie non c'era un dialogo, la donna un po' si vergognava a farsi vedere nuda dal marito, allora sta povera donna come doveva dialogare col marito quando aveva il ciclo? Metteva la coperta dalla parte rossa, quando non l'aveva la metteva dalla parte gialla, possibilmente quando si incazzava la lasciava rossa e mandava a fare in culo il marito, ma erano altri tempi. Usciata e madre, questo risale ai tempi dei Saraceni, era dato alle figlie femmine per dote, ma non era di tutti, erano dei ricchi, burgesi, diciamo un po' la gente che stava bene. Questo si ci dava come dote perché cosa succedeva? Quando la donna si coricava col marito e il marito si metteva a scorreggiare, detto in siciliano i grandi pernacchioni che fanno puzza, lei prendeva questo imbuto, glielo avvicinava, metteva il tubo fuori in maniera che lei non moriva di soffocazione di puzza. Ma ci stavano questi e la mamma glielo regalava con piacere. Non pensate che li vendono perché non ci stanno più, perché una signora mi ha detto: mi scusi, io dove lo posso andare a comprare? Ho detto: non ci sta più. Poi andiamo un po'. L'armadio antico. C'era il vestito di 8 giorni o la camicia da notte della prima notte,
La donna sposandosi per i primi 8 giorni non doveva uscire, usciva l'8º giorno con questo vestito nero. Nero perché avendo persa la sua intimità era una forma di lutto. La camicia da notte, questo valanziere, era quella che l'indomani la suocera andava a trovare la nuora. Se lei si faceva trovare in pompa magna questa bella camicia da notte, vuol dire che lui è stato uno stallone. Se lei non ci faceva trovare, ahimè, vuol dire che lui è stato una stellina. E di lì cominciavano ad esserci problemi seri. In teoria cosa succedeva? Che sta povera donna aveva sposato un uomo che lei non amava. Perché? Perché prima non decideva la donna chi amare, era mamma e papà che imponevano il marito. Oh, vedete che mamma e papà erano come una finanziaria, bisognava avere l'ISEE e il 740 buono. Chi non aveva questi requisiti non passava il matrimonio. A mamma e papà non gliene fregava niente se a sto povero uomo gli mancava una gamba, un occhio, un orecchio. Ci stavano i soldi che coprivano gli imbrogli. Ma l'uomo sposato cosa succedeva? Che direttamente passava in paese che era un uomo che non era mascolo, non era buono. Prima non ci stava la depressione. Questo uomo, una volta che in paese non se lo sposava più nessuno, si prendeva una bella valigia di cartone Samsonite, si metteva sopra un Titanic sperando che non andava a fondo e andava via perché non se lo sposava più nessuno. E concludo, le carte noi le abbiamo messe perché sono quelle siciliane, rappresentano un po' la storia del passato. Quale storia? Almeno noi del sud era un momento bello per Natale, si riunivano le famiglie, si giocava a carte. Il nonno patriarcale ci teneva tanto a riunire le famiglie e il nonno quando si incazzava non gliene fregava niente se Carmela, Turiddu o Rosalia erano litigati, ma lui riusciva a compattare la famiglia. Purtroppo, ahimè, oggi tutto questo non c'è più. Tra i social e la televisione, tutto quello che sta succedendo in questo momento di aggregazione si sono rotti. Certo, era bello quando si andava dalla nonna della mamma e meno bello dalla nonna del papà. Quando si andava dalla nonna della mamma, la mamma tutta felice, amo, sannomi, amo che stasera siamo di mamma. Quando si andava da quella del papà, subito ti diceva, cacamorria, a re, non c'è maniere. Ma sempre nei papà e tomati, a venire nata chi stiro, piccerino sta male, non ci potevamo dire un altro giorno. E noi uomini come tanti fessi a penna locca abbassavamo la testa e ci andavamo un altro giorno. Però io parlo del 1800, non c'entra ora, chissà qualcuno pensa che è un momento di ora, 1800. La nonna era gelosa della sua camera da letto e quando tu entravi nella sua camera da letto trovavi nel letto una gran bambola di porcellana che erano così brutte che sembravano le bambole assassine. Una cosa impressionante, e loro erano gelosi, nessuno doveva entrare. Erano altri tempi. Fine. Fine della storia.
faccio capire cose con le mani, faccio un po' di lezione sul telefono perché il telefono ci nasconde che noi passiamo un talento, ma stando tutta la giornata a guardare il telefono non lo dobbiamo cercare perché è importante. Tutte queste cose, poi faccio il laboratorio, lo do la carta e mi do il disegno.
98. Ciao 98. Ciao a tutti.